25 ottobre, San Crispino. È il 298° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 67 al termine. Il sole sorge alle 7:40, tramonta alle 18:09. La luna sorge alle 20:56, tramonta alle 12:26. Muore a mezza terra nel Bellunese lo scultore e intagliatore del legno Andrea Brustolon. Educato a Venezia nella bottega del genovese Filippo Parodi, passò più tardi a Roma, dove si perfezionò studiando le opere del Bernini e del Borromini. Dotato di rara abilità tecnica, non disgiunta da un fantasioso senso artistico, eseguì sculture e mobili storiati per dimore patrizie e conventi. Fra le sue opere migliori sono la pala d'altare di San Francesco Saverio nella chiesa di San Pietro a Belluno e l'altare delle anime nella chiesa di San Floriano di Zoldo. Le previsioni per domani: tempo in parte soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori montani e occidentali della pianura, con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Sui settori settentrionali e orientali parzialmente nuvoloso con probabili precipitazioni a tratti diffuse. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione, salvo sui settori più occidentali dove risulteranno stazionarie. De Zelino, in provincia di Vicenza, si estende sulle pendici del Monte Grappa a nord. È circondata da colline al centro, mentre a sud presenta una vasta area pianeggiante. L'origine del nome deriva dall'alleanza veneto-romana avvenuta all'epoca della centuriazione di Cittadella e Bassano, mentre il riferimento a Ezzelino riguarda invece la famiglia degli Ezzelini, che dopo il 1199 qui si trasferì da Onara. Simbolo della città è proprio il castello degli Ezzelini. L'antica costruzione era posta sul Colle Bastia. Alcuni resti si trovano ancora lì, dove ogni anno si tengono rievocazioni medievali durante il periodo del Palio di Romano. Splendida è Villa Ca' Cornaro, situata all'interno di un parco ottocentesco. Si tratta di un corpo a pianta rettangolare, di origine cinquecentesca, ma restaurato poi nei secoli successivi.